Scatman's World. Bella ragazzi, tutto il commendatore veneziano, si comincia con il Santos Tour Down Under in Australia. I convocati per questa prima tappa che apre la stagione sono De Boucher, Nizzolo, Rosa, Inciausti, Moser, Fortunato, Dotti e basta, 7 ciclisti. Il capitano è Inciausti e Rosa, insomma adesso vediamo insomma, chi va meglio. Per i velocisti Nizzolo e De Boucher. Speriamo bene, voglio già puntare bene in questa prima, invece deve almeno vincere una vittoria di tappa. Ecco, la vittoria totale non lo so, però qualcosa voglio portare a casa. Con la Mapei, vai raga, parte la Venezia Pro Team. Siamo alla prima tappa ragazzi, eccola qua la prima tappa, con arrivo in volata per i velocisti. Sapete che io non sono un esperto di treni, se stronzate qua, e poi io appunto vittoria di tappe e vittorie generali. A me traguardo di montagna, ste robe qua non mi interessa più di tanto, o quantomeno non nei giri medi o piccoli. Chiaramente sarà Moser a tirare per Nizzolo, che però sono un po' indietro ragazzi, bisogna stare molto molto attenti. Il belga è un po' indietro, Nizzolo è qua. Allora 10 km manca ancora. Arriva Moser. Rosa com'è? 69, no. È molto indietro lui, cazzo. Cerchiamo di riportarlo sotto, ma sarà dura portare il belga sotto. Lo vedo un numero, a meno 2 anche. Ok. Siamo tutti qua, Inciausti è qua. Che bella la maglietta della Mapei, Dotti. Ok, è arrivato anche il belga, perfetto. 4 km. Adesso posso anche cominciare. Cursore sforzo. Lo cazziamo all'80. Con questo. E ci mettiamo lo stronzone qua, De Boucher. Lo cazzi qua. E Nizzolo. Lo cazzi qua. E mo vediamo se riusciamo a fare un cazzo di treno. Siamo a livello di difficoltà difficile. Ok, ma vai, purtroppo in realtà De Boucher potrebbe dare. De Boucher è bravissimo a tirare perché è tantissimo in pianura, però voglio provarla così adesso. Non stancarti, Moser, ti prego, non stancarti, Però siamo proprio bloccati, siamo. Ai ai ai. Primo treno va male. Troppo tardi. Troppo tardi. Lo possiamo tirare. Niente, proprio non ho un bel rapporto con le volate. Sì. Troppo tardi. Moser nono. De Boucher 20esimo. Ho sbagliato tutto ragazzi. Sono partito troppo tardi. Devo prendere un po' le misure ragazzi. Da bel po' che non gioco. Vince Luca Mezgek. Miglior risultato, nono posto con Moser. Va bene dai. Con calma ragazzi. Ok ragazzi, noi proviamo sempre la nostra tattica, però con in più proviamo con Rosa. Voglio per portare via Rosa. Magari per tentare come si dice, una sorpresa. Però non mi sembra in grado. Per carità, un più 3. E Rosa non ce la fa. Proviamo a scattare con Rosa. Non ce la fa Rosa. Dai Rosa, proviamo a vedere se Rosa riesce a fare una tirata. Vai Rosa. Rosa qualcosa di buono lo sta. Dai Rosa, su. Guarda che Rosa, insomma, vediamo, qua però mi sono perso gli altri. Devo un attimo riabituarmi ragazzi con tutti, perché non è semplice. Nizzolo e il Debu.
Rosa non penso, infatti stanno scattando di brutto. Dai Rosa, dai, però soprattutto abbiamo fatto bene, vai che ce la posso fare! Guarda che Nizzolo, grandissimo, ci vince, silenzio. Grandissimo Rosa, e quarto Nizzolo, grande Diego Rosa. Yes! Naturalmente sono pieno di raffreddore e mal di gola. Bravissimi, vedi, hai fatto lo stage di preparazione bestiale, comunque sono in forma, c'è poco da fare. Questo più 3 di Rosa ha influito tantissimo, molto molto bene, si va subito a vincere la prima tappa, la seconda, se si vince la prima vittoria, la seconda tappa che partecipo, yes! Vai ragazzi, allora adesso, faccio la seconda che ho fatto con Rosa, la faccio con Inciausti. Vediamo Benatti Inciausti, per sentire anche la forma. Vai Inciausti. Inciausti si invola. Bravo Benat. Vai Benat. Vediamo che forma ha Inciausti. Però c'è anche Kelderman che è forte, Valverde. Facciamo tirare anche Rosa, proprio questo arrivo così secondo me ci esclude dalla possibilità di fare un arrivo in volata, Bravo Inciausti, bravo. Adesso abbiamo qua Valverde, c'ho Valverde purtroppo. È un'altra categoria sicuramente. Rosa non ce la fa. Vai Rosa. Niente, devo tenere Inciausti è l'unico che è rimasto. Vai, recupera Inciausti, recupera. Caduto Hosler intanto. 3 km, vai Inciausti, devi tirare come un porco Inciausti. Dai Benat. Madonna come tira Kelderman. Gerrans, ce la giochiamo tra di noi. Niente, purtroppo va a vincere la grande Gerrans Inciausti. Niente da fare. Inciausti quarto. Qua ho perso tanto. Ragazzi, purtroppo vittoria di tappa era il mio obiettivo, va benissimo. Qua però Guerra sulla Verde e Kellerman mi hanno veramente anticipato, però almeno con Inciausti ce l'ho fatta. Forse era meglio portare Rosa, chi lo sa. Avevamo più 2, però Inciausti mi dà più sicurezza in collina per il momento. Vabbè. Ok ragazzi, allora Debouché e mettiamo solamente Nizzolo dietro a sto punto, che però porca puttana è bello indietro purtroppo. Vediamo un po'. L'ho lasciato un attimo riposare fuori dai casini, però un po' troppo forse il Cume ogni tanto fa le cagate, ma così. Comunque dai, siamo quinti con Inciausti, il buon Inciausti, e quarto ci secondi a 58 Rosa, quindi insomma non stiamo andando male. Nizzolo deve fare veloce. Bravo Nizzo. Ok. Dai cazzo. Buono. Dai fioi. Allora adesso. Buono. E Nizzolo. Aspettiamo. Si poteva tirarla anche meglio forse. Vai. Ho sbagliato. Vai Debouché. A sto punto ce la può fare Debouché da solo. È quello che volevo. Ti prego. Yes. Grande. Grandissimo. Perché comunque in volata 77. Ma no, o uno o l'altro. Molto molto bene. Sto andando a casa belle vittorie, Scusate ragazzi se sono poco grintoso, ma ho febbre, un po' di tutto. Grande. Ragazzi, mancano 5 km e chiaramente i nostri capitani sono Rosa e Inciausti. Chi sta meglio? Va a vincere il tacco con tutti e due e poi vediamo.
Allora. Dai, Incausti e dai Rosa. Sono proprio pari tutti e due. Qua Bardet prova a partire, Valverde. Bisogna scattare qua, Fioi. Ma lo so che non sono in forma nessuno dei due, purtroppo. Ecco, Rosa un po' di più, ma poca roba. Dai, Rosa. Madonna, Bardet in fuga, ragazzi. Incausti è morto. Sì, Incausti è morto. Niente da fare, lo sapevo. Vai Rosa, manco Rosa. Quinto posto per Rosa, ma il tour è andato ormai. Bardet, Valverde e Kellerman sono superiori. Incausti nono. Così ho detto, ragazzi, non dobbiamo... cioè, è vero che ho vinto delle tappe incredibilmente in velocità, però i grandi avversari sono quelli di collina, perché come si dice nelle prove per velocisti siamo andati molto meglio, che è incredibile. Vabbè, comunque abbiamo fatto 2 vittorie, non male, però di certo la classifica generale. Ok, ragazzi, ultima tappa, Valverde ha vinto la classifica generale, Incausti quinto, da noi settimo De Rosa, quindi non male, dai 2 vittorie di tappa. E vediamo nell'ultimo, tanto qua Incausti vuole dare 1,37 hanno, non sarà semplice. Non sarà facile prenderle. Siamo partiti un po' troppo tardi. Mettiamo anche Rosa. 4 km sono pochi, E intanto non ce la facciamo, no. Non ce la femo. Non ce la femo. Vabbè. Troppa distanza. Quindi anche l'ultima tappa non arriva, purtroppo. Questi, dai, togliamoli anche dalla rottura di coglioni. Guarda Kittel. Le Boucher troppo... No, non ce la fai. Peccato. Vince Ligart. Dei nostri, nessuno purtroppo. L'ultima tappa finisce anche male. Però dai, una cosa positiva. Nizzolo 20esimo, 19esimo De Boucher. E che comunque ha vinto 2 vittorie di tappa importanti. Buon inizio, contando che la forma era buona. Però tanto che non giochiamo a Pro Cycling, ci sta. Vince Valverde, Incausti quinto, settimo Rosa, va bene. Giovanni Kelderman il migliore, secondi in classifica a squadre. E ok. E finisce, ragazzi, il primo tour. Finisce il primo tour. Risultati, classifiche. Valverde per i primi 108 punti, Incausti quinto. Squadre bene, siamo secondi, questo è l'obiettivo. Come vittorie, siamo 2 vittorie, bene. Buono, raga. Molto bene, sotto il comando del veneziano. La prossima gara è la Vuelta della Comunità Valenciana, che mi deve servire per preparare Vincenzone e Nibali, che poi abbiamo la GP Costa degli Etruschi, che è un obiettivo. No, la Strade Bianche, scusate, è un obiettivo. Dopo abbiamo queste prove qua che ci devono preparare per la Strada Bianca, la Parigi-Nizza. Ok, vabbè, insomma, abbiamo un calendario, anche la Ruta del Sol. In realtà questa ci deve preparare alla Parigi-Nizza con la Tirreno Adriatico con Nibali e Aru, mentre la Vuelta della Comunità Valenciana è per, diciamo, Incausti, che deve partirmi forte all'inizio. Incausti, raga, sono il comandone veneziano. Ciao, scusate per il naso / gola.